Carissime amiche e carissimi amici di Niceto TV Web del Museo del Calcio Siciliano di Noddonia, oggi abbiamo un ospite molto illustre, un ospite che, anche se solo per 3 anni, ma ha fatto la storia del Messina, il Messina di Franco Scoglio. E parliamo di un bomber che ha fatto pochi gol, ma li ha fatti fare a un certo Toschillaci molti gol. Parliamo di Alberto Diodicibus. Finalmente, dopo 30 anni, riesco a nominare bene il nome. Perché Anche 40. Anche 40. A pelle d'oca vieni Nino, a sentirlo dire. un altro campione, ringraziamo Sì, sempre sì, Pippo sì. Castorina, al quale Don Pippo, che per aver portato Alberto Diodicibus a San Pierniceto. Sono contento di avere l'ex centravanti del Messina che ha fatto la storia del Messina ai tempi di Scoglio. Fatto veramente la storia. La storia, sì. Perché Alberto, pochi gol, la maggior parte fatti al Monopoli, però aprivi gli avversari e c'era chi segnava bei gol. Sì, c'era comunque un bel gruppo, eravamo tutti ben amalgamati, poi insomma Scoglio comunque ci dirigeva davvero direttore d'orchestra e quindi insomma sono ricordi indelebili che rimarranno per sempre insomma. Poi l'accoglienza come oggi qua con i miei amici e anche in città prima. Ci siamo visti con Ciccio Manzo, abbiamo fatto le interviste, eravamo con Di Palma, con Catalano, con Rossi, quindi insomma l'affetto si sente ed è incredibile che dopo 40 anni, tu hai detto 30 ma sono 40. Sì. Sono stato generoso. Sì, diciamo che non è cambiato niente da questo punto di vista e per noi è sempre un'emozione insomma, venire qua e trovare questo affetto e speriamo che adesso Pippo riesca ad organizzare sto vedendo una rimpatriata con una tutti rimpatriata sì. di tutta la squadra e fare a Messina una specie di riunione per scoprire il busto al Franco Scoglio e fare una passerella dei giocatori a Piazza Duomo e magari autografare delle maglie che faremo stampare con gli sponsor di allora. E quindi sarà una manifestazione sicuramente interessante. Già, noi la ringrazio ancora una volta per aver portato per me un idolo, perché quei calciatori di quegli anni del Messina per me erano tutti idoli. Io a 12 anni, quindi erano le prime partite che vedevo di un certo livello Io ti ringrazio e poi devo dire sono cresciuto, ora lo nominiamo anche con Messina, RTP e me lo ricordare, lo dobbiamo ricordare. Sì. Altro che. No, ripeto, insomma, per me è sempre un'emozione, tutto colgo l'occasione per ringraziare te, per ringraziare questa meraviglia di questo museo del calcio di San Pierniceto, che dove ho trovato davvero Siciliano. siciliano, Sì, è sempre il liceto, sì, ma è siciliano. siciliano, sì. Aspetta, è iniziato con squadre locali, San Pierniceto e zone limitrofe, ora però si è allargato e è diventato siciliano. Poi è diventato con il pallone del Manchester United, è diventato Sì. internazionale. Un signore di Catania, un certo Zappalà. E E l'hanno regalato 60 anni fa Palesi, in Inghilterra. insomma, personaggi. Quindi insomma, volevo fare i complimenti per questa meraviglia, perché qua davvero sembra di entrare nel presente, ma soprattutto nel futuro, anzi nel passato, perché ci sono davvero dei cimeli eccezionali. Insomma. E parliamo di un calcio. Tendenza un po' al milanista, ma. Ed è un calcio che non c'è più, Alberto. Sì, no, il calcio. Il calcio non esiste più. Il calcio è cambiato totalmente, guarda. Mi è bastato vedere oggi, siamo stati assieme stamattina a pranzo. Diciamo che noi ci siamo ritrovati come se ci fossimo lasciati da un quarto d'ora con i miei compagni di squadra. Sì. Quindi cosa vuol E dire? questo è bello, Che comunque c'era comunque un gruppo, c'era comunque un'amicizia. Ed è rimasta Il in calcio- È statale, ma una volta non, questo era, non è, amicissimo, sì, ma non è amicissimo. nulla di scontato, soprattutto adesso che il calcio è diventato azienda, è diventato business, Business, interessi, veramente. non ci sono valori umani, non c'è nulla, E ognuno poi pensa. è un calcio a chi corre di più pure, eh? Sì, O no? sì, diciamo che, ecco, in quell'occasione la nostra squadra è una squadra nostra, quella di Scoglio, è una squadra davvero che potrebbe giocare anche oggi, perché noi facciamo un calcio futurista, anche il mio ruolo, che tutti pensavano Alberto corre, ma Alberto non corre, Alberto faceva schemi, si muovevo Sì. Per gli altri. per gli altri, cioè, con Scoglio facciamo ore di schemi alla lavagna, frecce, movimenti, palline attive. L'unico che giocava distinto era Totò, ma se lo poteva permettere perché gli altri però là giocavamo tutta a memoria, cioè ognuno entrava in campo e sapeva già dove e cosa doveva fare. E i risultati sono visti. I risultati poi sono visti, però ripeto, era già un calcio proiettato un po' al futuro.
Però insomma però insomma ecco, ripeto, l'importante è che rimanga qualcosa di importante è rimasto. Vedere il Celeste stracolmo e vedere ora il Franco Scoglio che nemmeno 1000 spettatori fa è Infatti veramente adesso un po'. passerò con la mia famiglia davanti al Celeste, voglio vedere che emozione mi fa. Cioè, Peccato, torno indietro. peccato che è stato un pochino trascurato. Me l'hanno detto. Io ho letto quest'oggi, cercando un pochino su di te, un articolo su Messina Today in cui hai nominato una 112 Arbat, Famosa. che è famosa, peccato che mancano gli altri due elementi, però lo vuoi raccontare anche a noi Ce lo che siamo ricordati anche oggi. io l'ho letto in un articolo del 2020 per dire la verità, di Messina Today, però sentirlo da te è tutta un'altra cosa. Sì, no, sai, glielo racconto un attimo l'aneddoto. Praticamente appena sceso a Messina mi feci mandare da mio padre una 112 Abarth che avevo a Gorizia, a Trieste dove giocavo. E mi arrivò a Catania col traghetto. Andai a prendere, poi arrivare a campo, presi Romolo Rossi e Peppe Catalano, che stavamo sempre assieme noi tre, e salimmo per andare a casa a Santa Margherita. A un certo punto fummo accostati da 2 macchine in borghese, ci buttarono sotto il muro, contro il muro con le braccia, eccetera, con i mitra puntati sulla schiena, e noi terrorizzati continuavamo a dire siamo giocatori del Messina, anche perché ed erano poliziotti. Ci eravamo visti in questa macchina targata a Trieste, in 3, Romolo con i capelli lunghi, Peppe anche che aveva la faccia da delinquente. La polizia. Sì, polizia. Ma ci hanno messo contro il muro, per il mitra. Macchina targata a Trieste, sì. E dove siamo giocatori. E dove fa, scusate, ma noi abbiamo visto la macchina, questi 3 tipi loschi, e avevano ragione. in un certo senso, sì. Il delinquente non mi faceva vedere. Alla fine avevano comunque ragione, no? No, comunque un bel aneddoto. Simpatico, ce lo siamo ricordati anche oggi e ci abbiamo riso sopra. No, ma soprattutto la cosa bella è ho cercato di coordinare, perché la difficoltà è metterli d'accordo, sai? Certo. Allora, lui che veniva in ferie, sapevo che arrivava il 2 luglio, Peppe Catalano che abbiamo coordinato che lui partisse in ferie per Potenza, Romolo Rossi che a Messina, Carmelo Mancuso che a Messina, Vincenzo Di Palma, e siamo andati a pranzo a Milazzo e siamo andati a pranzo insieme, quindi mettere d'accordo per loro è stata una gioia perché vedersi dopo Infatti. Tanti anni. Veramente Alberto da tantissimi anni non veniva a Messina, quindi Sono 20 anni. Adesso spero che Pippo riesca in questo non miracolo. appena riusciamo a E organizzare così veniamo questo, tutti qua a provare, vediamo veniamo tutti assieme, ci facciamo una bella vengono foto per di 3 gruppo, giorni, della squadra. 4 Sì, giorni sì, Dopo e 40 anni, organizziamo così vediamo ante 40 e post 40. infatti. Prima di concludere, 3 personaggi hanno fatto anche la storia del Messina, Mino Ricordari, il dottore Ricciardi e Ciccio Curò. Vuoi dire un pensierino per loro? Sì, è chiaro che insomma Filippo Ricciardi e Ciccio Curò facevano parte davvero della nostra vita sportiva e giornaliera, perché comunque fra ritiri e vita di squadra vivi con queste persone, quindi insomma cosa posso dire? Sono persone indimenticabili, come lo è anche sicuramente Mino Ricordari, anche perché comunque anche lui come giornalista ci stava sempre comunque vicino, seguiva la squadra, era diciamo una forza aggiunta anche lui come giornalista. Diciamo che i giornalisti erano un po' diversi da quelli che sono... E infatti ora per collegarci ai tempi moderni, secondo me ora a Messina manca proprio un Mino Ricordari che faccia da collante fra tifosi, stampa, città e squadra. Tu magari da Trieste se sai qualcosa nel Messina. Guarda, io ti dico la verità, abbiamo fatto una trasmissione prima con gli altri miei compagni e ti posso dire che io chiaramente non seguo, cioè nel senso seguo i risultati, però Certo, non sei addentrato. sono fuori dal mondo del calcio da 30 anni, quindi io poi non ho giocato ancora un po', ma poi ho smesso e mi occupo di tutt'altro, quindi seguo solo i risultati e mi dispiace perché Messina insomma, si merita palcoscenici più importanti di quelli che attualmente insomma, ha, quindi insomma, si spera che appunto che possa risollevarsi, che possa davvero fare dei campionati sia per la squadra sia per la città a livelli insomma di Serie B e anche di Serie A. Dove poteva arrivare Alberto Diodicibus senza gli infortuni gravi che ha subito? Lo dico io, perché io sono testimone di una cosa. Lui ha fatto un gol al Milan di testa. Sì. Abbiamo organizzato Alberto non lo sa, ma lo dico io ufficialmente ora. Allora io ho parlato con l'Idorm
e ci disse: mister, c'è un giocatore a Messina eccezionale, lo vogliamo vedere. E allora Arieto Braga fa: sì, ma lì c'è anche un certo Mancuso, possiamo organizzare un amichevole e vederlo. E hanno organizzato l'amichevole. Infatti Mancuso, lui per qualche motivo particolare, credo di averlo capito con lei, in quell'anno entrò Berlusconi e ha cambiato tutto il programma. sì. Perché se non Alberto era anche lui a Milan. Carmelo Mancuso è andato e ha trovato sulla strada No, Maldini. ed è arrivato a quei livelli. Però, No, vabbè, ma era presente Farina quell'anno. Farina. Loro avevano già preso Mancuso e ci fu l'amichevole, poi Sì, vennero Perché giù, io poi, feci poi una quando venne partita... Berlusconi, perché sì, no, era già lui fatto. doveva andare anche, solo che ci fu un discorso che subito Ha cambiato. ha cambiato. e poi infortuni hanno a 30 anni Sì, ha però, detto insomma, basta. ripeto, io sono contento di quello che ho fatto, sono felice, forse potevo fare qualcosa in più senza infortuni, ma questa è una cosa che poi si dice, dicono tutti, però ripeto, sono soddisfatto, poi ho fatto altro nella mia vita, però l'importante, come ho detto all'inizio di questa bella intervista, questa chiacchierata, è che rimangano i ricordi, che sono una cosa principale e fondamentale, perché tutto il resto uno può fare anche di più bene, eccetera, eccetera, però se poi non rimane niente o rimane poco, nella vita Lui era nella vita conta forte, questo. ha fatto pochi gol, come tu dicevi. Ma ti però faceva fare? era uno che apriva piste per gli altri. Ti faceva fare, Perché infatti. i movimenti che Smistava lui i faceva, palloni, sì. lasciava avanti. E questa Era e questa alla è questa- Sormani del Milan, Sormani. Ero il primo riconfermato da Scoglio. Scoglio diceva, primo riconfermato da Allora, Dio, dice, Scoglio. no, sto scherzando. Sì, lo so. E ho già L'ultima guardato- curiosità, il soprannome che ti ricordo più perché all'epoca era impronunciabile. Io 10 bus Sì, veniva. potremmo 12 stare qua bus. finché arrivano altre decimali, quindi no, Però- insomma, ripeto, poi c'ero magari come tutti, c'è il tifoso che magari ti apprezza di più, quello meno, però insomma io so soltanto questo, che ho sempre giocato per la maglia. Hai lasciato È ottimi importante. ricordi. È importante. Il Hai resto lasciato dopo ottimi ricordi. Ci sono magari chi può piacere di più, chi meno, però insomma io so che ho sempre dato tutto e ripeto, ho sempre giocato per la maglia, su questo non c'è dubbio. E posso confermare, eri innamorato di te e tutto il Messina, va bene. All'epoca a 12 anni il primo amore si può dire calcistico, quindi complimenti. Ringrazio, ti Veramente ringrazio. mi ha emozionato averti intervistato perché Grazie, ti ringrazio queste belle parole. l'idolo del ragazzino, Grazie. puoi vederlo qua, è sempre un'emozione, anche se sono passati quasi 40 anni. Dopo come 40 anni dici. è bello ritrovarsi con il Ma queste sono le Va cose bene. che contano. il resto- È molto, dico. il resto Ti abbiamo è- rubato già troppo tempo, era Grazie, di fretta, ti grazie. ringraziamo che sei passato da qua, grazie Grazie, no, Noddonia, per me è grazie a stato Don un Pippo onore. Castorina. E spero di tornare presto. Presto. È stato un onore venire qua. No, l'onore è stato tutto nostro, veramente, guarda. Grazie. Di averti ricevuto nel mio museo. Grazie. Grazie Alberto. Grazie. Dio dici bus. Saluto a tutti. Lascia un pensiero qua. Vai. Grazie di vero cuore per avermi ospitato in questo splendido museo da veri amici tifosi. Un abbraccio forte, Alberto Diodicibus, grazie. Grazie a voi. voi. E ora Nino ti vuol dare un ricordino del museo. Un ricordo Oh, del museo del calcio siciliano Grazie. da Nino Doria al grande Diodicibus. Grazie. Con affetto e con sincerità, con tutto il cuore. Grazie, la ringrazio. Grazie a tutti. Un applauso, ci vuole. Fai una fotografia.